volevo fare prima una rimarca in letteratura, in generale, poi dopo parlerò di un libro di M. De Zerbi. La letteratura è una catena, C'è l'autore davanti alla sua pagina bianca, dopo c'è l'editore, dopo ci sono le librerie, e alla fine della catena ci dovrebbero essere la critica e i lettori. A noi in Corsica abbiamo l'autori, abbiamo gli editori, abbiamo libreria, ma ciò che ci manca forse appena è la critica e i lettori. E a fondo il premio dei lettori è stato fatto per cercare di nascere e un lettorato, per parlare appena, e una critica. In un certo modo ciò che mi fa oggi adesso è una critica di libri presentati. Dunque ora parlerò del libro di M. De Zerbi, di suo secondo libro. Allora, per parlare di questo libro devo interrogare, perché sono l'autore che ne parlavo più stasera, devo interrogare Georges De Zerbi innanzi i suoi personaggi. E ha principiato con due personaggi. Un giovane, Gian Francesco, e il famoso Rimido. E abbiamo mandato a Georges De Zerbi chi lei ha tra il Rimido e questo giovane. Chi fa un semme o chi un fa? Ce la dico subito che, visto così, all'inizio non c'è nessuna leia tra i due personaggi, posto che Ugio non conosce mica Remido. E dunque la fara da mettersi in ballo a poco. E dunque su Remido è forse è per me il personaggio più importante di un libro, sicuramente, posto che è anche il senso di un titolo, perché per via di ello che si da trovare, si da scoprire una parte importante di storia di odio. Mi pare un giorno Gianfrancesco è studiante in corso, studiante all'università di studiante in storia. Dunque fa ricerche non ha uso odio, e c'è così che da trovare un personaggio che è un personaggio straordinario, che viene da quelli che sanno due, che un personaggio che ha vissuto un po' di avvenimenti che sono stati, che sono passati in oggi, in 1700, 1600, e conta, a fondo, so già letto questo libro, c'è Remido che piano piano ha da portare a conoscenza di un luogo, volevi che sta a file, volevi che a conoscenza non è mica solamente in dei libri, ad imparare più con gli amici sto Remido che con tutti i libri di facoltà di corti. Voilà. Allora io volevo fare solo una rimarca così passando, prima che lo rispondi, di che è un libro di Jean-Yves Acquaviva, studente in storia. C'è un studente di storia, allora, che non è mica all'università di Corti, perché che ha un'epoca degli anni 58, dunque non mi sbaglio mica, dunque è in Echisi, ma c'è la stessa, diciamo, la stessa radighera di interrogazione. Di storia dell'uomo, praticamente. La storia proprio di una persona che scopre da bello. Di questo libro in noi, il giovane, lo studente anche lo, ma di Echisi invece, ad imparare più, discorrendo con lo zio, con la mammone,
che ad imparare ciò che l'ha campato veramente Cioè, a campato gente che veramente hanno a fatto gente, questa storia voilà. così. Ciò che impareremo dei libri, un mai l'Italia sicuramente i giochi hanno risentito l'uomo che erano a fronte o che hanno visto le cose veramente da vicino. l'esperienza di un mondo si impara attraverso i testimoni di... Io ciò che voglio dire è che a livello dell'immaginario dei creatori in lingua corsa, d'oggi in generale, al di là della storia di uno e dell'altro, è che c'è necessità, e non si sono mica consultati per questo, c'è necessità di mettere in confronto qualche sia che cerca la storia e qualche sia che ha da. E allora c'è qualcosa in noi che mi interessa assai e che quello che cerca non è mica un figliolo di quello che dà. Cioè, quando si filighedia a maniera che li sono fatti i romanzi, si salta una generazione. Si salta una generazione e la generazione di genitori e di parenti questa non si annunda. Diciamo, leggo così, non si annunda e un giovane interroghedia i caccari, i waboni, o allora in un caso di un libro di Acquaviva interroghedia qualche sia che non risponde mica. Ma primo elemento strutturale mi pare di fondo è che i scrittori, i romanzieri di sta generazione qui che scrivono in lingua corsa e che hanno la premura che è stata detta costruiscono senza consultarsi lo stesso sistema di concertazione.